Dai, sì. Andiamo? Chiedono dove vai. Cosa gli dico? Prego signore. Sì, stiamo andando ad assistere alla conferenza stampa. Dai, non fermate. Ancora perché sotto questa mattina non si vede, ma ci siamo fatti una risata quando hanno chiesto milioni di pezzi. Molto diverso a livello degli Stati Uniti. Quindi se dei ragazzi promettenti da qui si sono sposati e sono andati a vedere. No, non ne possiamo più di questa propaganda elettorale, non è possibile. Gli ospedali non stanno funzionando, non è possibile continuare così. Noi siamo stufi di questa propaganda elettorale. Abbiamo necessità immediata che l'assessore prenda posizione sulle chiusure degli ambulatori. Servono linee di guida precise. Non è possibile dare risposte a questi malati che stanno aspettando da mesi di essere visitati. Come si deve fare per sbloccare queste liste d'attesa? Come verranno visitati questi pazienti? Bisogna potenziare gli ambulatori. Gli ospedali stanno cadendo a pezzi, assessore. È arrivato in ritardo lei, abbiamo già iniziato a far lavorare gli ambulatori. No, assessore, no, vada a vedere, no, stanno funzionando alcuni ambulatori. Bisogna capire come evadere le liste d'attesa, dottor Diego. Bisogna che ci siano risorse economiche integrative per i lavoratori. Non si possono chiamare noi lavoratori e farli lavorare come bestie negli ospedali, facendo pronte disponibilità, non si sa niente, come può funzionare una sanità così? No, seriamente, assessore, se non è in grado di gestire la sanità isolana, dottore, se non è in grado di gestire la sanità isolana, prenda posizione su certe cose. No, io non mi accomodo fuori, non è padrone lei qui, assessore, come non è il padrone della nostra sanità. Abbiamo una sanità che ha un fallimento in Sardegna, assessore, ne prenda atto. No, non ci mandi via, sta mandando via i pazienti, perché noi stiamo portando la voce degli operatori, dell'utenza che a oggi non ha risposte. Si può avere il diritto di parola, abbiamo chiesto diversi incontri, non ce ne ha mai dato. Si può avere un diritto di parola, molto gentilmente. No, a noi non ci ha mai convocata, assessore, abbiamo chieto a noi USB non ci ha mai convocato, si è scelto i sindacati, si è scelto i sindacati per USB Sanità non l'ha mai convocata. Molto civilmente, assessore, Un incontro sul protocollo fatto con CGIL e CGU, sul protocollo delle indennità Covid, sul rischio di malattie infettive, dove ha escluso tutto il personale del ruolo tecnico. Ma come fa a lasciare fuori gli ausiliari che lavorano nei servizi? Come fa a lasciare fuori ospedali oggi che sono ospedali free, ma ci sono sempre i rischi? Il protocollo che lei sta citando è stato approvato da sindacati e governo. Ma che sindacati sta parlando? Abbiamo chiesto di rivedere quel protocollo, gli abbiamo suggerito di rivederlo, gli abbiamo chiesto l'incontro e non ce l'ha data, assessore. Ci siamo comportati da gentiluomini, ma da lei non abbiamo ricevuto risposte. I sindacati sono tutti convocati, tutti. Noi non abbiamo una sua convocazione, gli abbiamo richiesto spiegazioni, gli abbiamo richiesto a tutti i direttori generali, ai commissari, spiegazioni sui dispositivi di sicurezza, vogliamo le certificazioni sui dispositivi. Come mai oggi non abbiamo le certificazioni? Le certificazioni sono disponibilissime. No, ad oggi non abbiamo le certificazioni, non dica questa. Tutto quello che viene dato è certificato. A marzo avevamo oltre il 50% di lavoratori contagiati. Perché non siamo noi che tamponi per il tamponi, come mai? Voi sbagliate anche la sede a cui rivolgervi spesso e volentieri. Le certificazioni non competono a noi, competono alla protezione civile che è quella che fornisce. Noi aspettiamo le certificazioni. E la sanità Diciamo come mai questi infrasettimanali ad oggi non sono pagati? Altro discorso. No, è come non dica agli operatori. No, lo sto sapendo lei facendo questa propaganda. Come mai il Brozzo ha comprato a marzo 200.000 euro di testi orologici, 20.000 testi orologici e non si sanno dove sono? No, guardi, sta sbagliando anche su questo. C'è una delitto. No, non si sa benissimo dove sono.
sono stati anche utilizzati. Si sta sbagliando il lì. Brozzo ha utilizzato 20.000 Noi abbiamo una deriva. E sono stati utilizzati per un'indagine epidemiologica. Noi abbiamo, ma perché è non rifare gli operatori, fare l'indagine epidemiologica con i soldi del Brozzo. Noi abbiamo una delibera del Brozzo dove sono Forse non stati ha capito che gli acquisti non si fanno per il Brozzo o per l'APS o per la ONU, si fanno per il sistema sanitario regionale. Ma come mai gli operatori ad oggi non hanno fatto ancora tutti questo Perché al tempo? Brozzo non hanno fatto il tampone gli operatori. Tutti gli operatori? Quasi tutti. 2.000 operatori su 3.000 operatori. Quindi non tutti sono stati fatti. Ma non si può, dottor, non si può lasciare, ma non si può lasciare gli operatori senza fare il tampone. Che poi contagiano i pazienti. Ma che programmazione sanitaria fa quando lo stesso operatore... Ma no, di cosa parla tu? Facciamo un favore. Io non incontro. No, l'abbiamo chiesto, non ce l'abbiamo fatta se Mi daremo una data, non si fa. abbiamo necessità di parlare urgentemente. Abbiamo necessità di riorganizzare la rete diabetologica, la rete oncologica, la rete psicologica. Come mai ospedali che potrebbero funzionare tipo Pinaghi non funzionano? Ma non si può aspettare mesi e ogni giorno uscire fuori con fuffa. Non si può ogni giorno uscire fuori con fuffa e negli ospedali la gente è lì. Eroi, ma eroi che cosa? Eroi una minchia! Eroi una minchia! Ascolti, basta di fare il cafone, No, guarda, è un nostro slogan a livello nazionale. Eroi di che cosa? State trattando come bestie, si state trattando come bestie, eroi. Basta, eroi. Soldi al Matterobbia! Basta, soldi al Matterobbia! Abbiamo una sanità pubblica che funzioni, dottore. Che non finisce così, dottore. Chiedi una convocazione seria e onesta. Ci dia una data, dottore. Ci dia una data e ce l'abbiamo. Ci dia una data e ce ne stiamo. Sì, no, dateci una data.